pronto ad alzare la palla a 2 per iniziare questa settima giornata di campionato. Sicuramente un occhio di riguardo per la difesa di San Martino, per lei che adesso va in virata e col semigancio destro realizza i primi 2 punti dell'incontro, però subito dall'altra parte San Martino in transizione, fuori la palla ancora dentro per Garik, parte in palleggio, forse c'è l'infrazione di passi ma lo scadere di 24, il tiro sbaglia, si ricontrolla il rimbalzo, fuori per Pastrello che prende la tripla, sbaglia però il secondo, si lotta a rimbalzo con Tolla Trasi che si gira sul perno, subito il penetra e scarica con la palla che torna fuori per Milazzo che si alza da 3 punti, adesso la soddisfazione per lei di giocare in A1, qui il taglio sotto canestro col penetra e scarica per Pastrello che parte in 1 contro 1, trova dentro l'assist per Dedic, Trasi, fuori la palla ancora per Milani che va in penetrazione, cerca l'appoggio e trova il canestro di mano sinistra, blocca un po' l'emorragia ma già dall'altra parte San Martino di Luperi col contropiede, torna fuori la palla per Kacmarczyk, il consegnato con Milazzo che non ci pensa 2 volte, si alza e realizza già dall'altra parte Schwinbaker a spingere dentro fino in fondo ad appoggiare di tabellone, qui subito la palla per Russo che penetra, ribalta fuori il lato, in lunetta la palla per Milazzo che con l'aiuto del ferro per Kacmarczyk che ribalta il lato per Pastrello che prende il catch and shoot da 3 punti, palla nelle mani di Schwinbaker nel mezzo angolo per il tiro da 3 punti di Milani, porta il blocco poi Bove, va dall'altra parte Tassinari, nessuno chiude fino in fondo Washington, è lei a guidare la transizione San Martino, arriva in blocco di Dedic, poi il palleggio resta e tiro con la palla che arriva in ala, ribaltamento di lato per il tiro da 3 punti Janesic, ancora per San Giovanni con palla nel mezzo angolo per Garrick che prende il catch and shoot, il mismatch favorisce San Martino però poi perde palla e lancia in contropiede, palla per Missarelli che penetra e scarica per Garrick che si alza da 3 punti e la Russo, qui la palla sotto per Pastrello, Missarelli con la palla per Garrick che finta la partenza sul lato opposto per Garrick che spezza il raddoppio fino in fondo, Garrick a realizzare altri 2 punti, Pastrello l'1 contro 1, ribaltamento per Janesic, dentro per Tassinari contro Milazzo che le deve centimetri, il consegnato poi per Pastrello che prende il tiro da 3 punti, corto anche il secondo però a rimbalzo Pastrello a recuperare, messa in campo da parte di San Giovanni, Tassinari parte lungo la linea di fondo, lo step back da parte di Elisabetta Tassinari, Milazzo intanto dall'altra parte col palleggio vivo fino in fondo ad appoggiare di tabellone altri 2 punti, aspetta il blocco della neoentrata Atanasovka e intanto il tiro da 2 punti non trova neanche il ferro, allora già dall'altra parte la transizione di San Martino con Kacmarczyk, si lancia in contropiede col tiro da 3 punti in transizione da parte di Missanelli, incrocia Pastrello, si gira sul perno, cerca un tiro molto difficile, San Giovanni 49-54, subito lancio lungo per Pastrello che sbaglia la conclusione, a rimbalzo però Kacmarczyk il penetra e scarica, bravissima Russo a chiudere la linea di passaggio, recupero di palla per San Martino con proprio Russo che va fino in fondo, le finte di Tassinari dentro la palla per Garrick contro Russo, si butta indietro Garrick con l'aiuto del ferro, sempre questa zona messa in campo da coach Matassini, battuta questa volta per Garrick che parte in 1 contro 1 fino in fondo ad appoggiare di mano sinistra, vuole smettere di correre, va da Garrick che prende l'arresto e tiro da 3 punti, chi riceve Dedic che parte lungo la linea di fondo, si appoggia bene, segna, subisce il fallo per Russo che va fino in fondo, il reverse da parte di blocco di Dedic, va dall'altra parte Milazzo fino in fondo, cerca l'appoggio ma Verona col tapin vincente allo scadere del quarto, Washington dentro per Dedic che può giocare l'1 contro 1 con Bove, si gira bene sul perno, un balzo lungo controllato da Washington che è già dall'altra parte a scaricare per Russo che segna, subisce il fallo che va da Dedic che torna da Milazzo, 6 secondi da giocare, deve forzare da 3 punti, dentro per Kacmarczyk che torna fuori da Frigo che finta il tiro, poi riscarica per Kacmarczyk che prende e segna la tripla, finisce così a San Martino di Luperi la settima giornata di Serie A1 targata Tech Find con la vittoria del fila San Martino di Luperi contro il Bruschi Galli San Giovanni Valdarno per 83-71.